Buonasera. Buonasera. Direttore, buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio a tutti amici qui al campo comunale di San Vito Lo Capo e benvenuti alla gara valida per la giornata numero 6 del campionato di eccellenza Girone A Sicilia. Benvenuti a San Vito Lo Capo contro Partinica Audace. Un saluto qui da Gabriele Rispetta ai piedi del Monte Cofano, la sfida che potrebbe portare il Partinica Audace a riassaporare ancora la vetta classifica, le zone alte che già nelle quali sta stazionando da inizio campionato. Per quanto riguarda il San Vito invece, dopo la vittoria di fiducia in trasferta contro la Parmoval, c'è la volontà per i ragazzi di Mister Colombo di continuare in questo periodo che ovviamente rispetto a quelli che sono anche gli obiettivi della società è sicuramente favorevole. Andiamo con le formazioni di oggi, partendo da quella proprio dei padroni di casa, con il San Vito che schiera in porta Rusconi. Dopo la pausa di Palermo torna quindi in porta il numero 1, poi Lacomare, Cieffo, Touré e Sadotti in difesa. Per quanto riguarda invece il centrocampo, sempre a 4 con Ndiaye, Di Giorgio, Mustaccia e Bulades, attacco a 2 Goiana e Garzia, gli ordini di mister Stefano Colombo. Per quanto riguarda invece il Partinico, 4-3-3 per mister Pensabene, in porta Longo, poi Martignetti, Di Mercurio, Raimondi e D'Amico in difesa, Rosone, Sanseverino e Lavardera alle spalle di un altro tridente offensivo, quello Caronia, Macuso e Streberger. I direttori di gara di oggi sono il signor Bruno Rossomando della sezione di Salerno, accompagnato dal guardanie numero 1, il signor Casisa della sezione di Palermo, e dal signor Barone, assistente numero 2 della sezione di Marsala. Inizia la gara qui al comunale di San Vito Lo Capo, inizia con il primo possesso per i ragazzi di mister Colombo, già sprecato però, e allora può giocare il Partinica Audace. Questo primo pallone della gara assegnato al numero 2 Martignetti, che va subito per vie centrali. Non c'è la chiusura dello scambio tra Caronia e il numero 8 Lavardera. Allora ancora una volta Martignetti può battere con le mani davanti alla nostra postazione qui nelle tribune del campo di San Vito Lo Capo. Perde palla Lavardera, potrebbe ripartire in contropiede il San Vito, viene però fermato l'altro numero 10 in campo, ovvero Mustaccia, che assieme a Guaiana e Awa sono i marcatori stagionali per il San Vito. Oggi è assente però il centrale Emanuele Awa, decisivo nella gara contro la Parmoval nel campo in terra battuta dello Monaco di Palermo. Partinica Audace che invece arriva dalla incoraggiante gara contro il Licata, che stava anche per trasformarsi in vittoria, poi la rete al 90° di Maitini ha reso nullo lo sforzo dei neroverdi, che adesso attaccano sempre con Caronia, larga a sinistra, viene però fermato il numero 10 neroverde, prova a ripartire Bulades, adesso larga a destra e non a sinistra come ci aspettavamo. Ancora pallone buono per Guaiana, che però aspetta e accetta l'arrivo a rimorchio di Garzia. San Vito ovviamente che, come detto anche in apertura, oggi gradierebbe anche un pareggio, che è lo stesso risultato che è arrivato contro il Don Carlo Misilmeri qui 14 giorni fa. 4 punti quindi in 2 gare per la formazione biancazzurra, quale errore però in fase di impostazione da parte di Cieffo, che prende palla senza particolari problemi Sanseverino. Poi il tentativo di Lavardera a cercare un suggerimento a destra si esaurisce subito. Buona ancora una volta per il San Vito, rilancio però fermato a cercare Garzia, che svaria molto lì davanti. Guaiani invece fa più la punta. Adesso ancora una volta prova a ripartire, la formazione di casa viene però fermato da precisione nel suo controllo qui Federico Sadotti, che sta guadagnando sempre più minuti nel corso di questo campionato. La palla è per il Partinico, che con calma adesso può andare a battere questa punizione con il suo capitano in campo Caronia. Poi Martignetti cambia fascia, va dalle parti di Raimondi,
Allora prova ad inserirsi al centro del campo il Partinico con la sua freccia destra. Sanseverino gestisce questo pallone ancora. Sanseverino dalle parti di Caronia, più centrale in questo momento il numero 10. Gioca bene il pallone il Partinico Dace, tratta bene questo controllo Lavardera, che poi vuole lo scambio con i suoi compagni più vicino, non lo ottiene il numero 8. Allora Martignetti accompagna nuovamente questo pallone, va dalle parti della sua retroguardia con D'Amico e Raimondi che portano avanti il pallone. Era ovviamente ancora nelle sue fasi primordiali, però comunque già possiamo avere un impasto di quello che sarà l'incontro con il Partinico Dace, che sta avendo il possesso. San Vito molto ordinato, ma ovviamente la squadra di Mister Colombo sa che il talento dei neroverdi può dispiegarsi da un momento all'altro. Formazioni che hanno diversi precedenti nel corso delle ultime stagioni. Il pallone è buono per il Partinico Dace, scodella al centro che termina nel petto di Rusconi. Diceva appunto i precedenti, c'è anche un 7-0 netto in favore San Vito, ma è storia di anni fa, quando ancora le squadre lambevano il campionato di promozione. Qua viene fermato un'altra volta l'avanzare dei ragazzi biancazzurri con la chiusura di D'Amico. Ancora pallone per Sanseverino che lo mette giù e poi vuole e trova Caronia. Ancora lui fermato al ritorno preciso da parte del centrocampista sanvitese Di Giorgio. Adesso ancora lotte al centro del campo, prova a uscirne meglio la squadra di Mister Colombo e ce la fa ancora una volta con l'aiuto fondamentale di Di Giorgio, che poi però qua sbaglia il filtrante per Bulades, che va a riprendersi subito il pallone. Ancora il capitano del San Vito che 14 giorni fa è tornato a vestire la maglia bianco-azzurra dopo la brevissima esperienza al Marsala all'inizio di questa stagione. Sali. Adesso palla è per Rusconi. Aspetta un attimo il numero 1, come dicevo, rientrato tra i titolari dopo che Mister Colombo ha dato fiducia a Jonut Sandu nel corso della gara in trasferta, vinta comunque di misura 1-0 contro la Parma. Un rete appunto di Awa, che però oggi è assente. Adesso occhio alla ottima ripresa del pallone da parte di Giorgio, rimane a terra Caronia, non ci stanno i ragazzi del Partinico Dace, può andare a sinistra ancora una volta Andiaia, che però preferisce mettere fuori il pallone. Rimasto a terra infatti Caronia dopo l'intervento di Giorgio e Bulades, che assieme sono entrati in sforbiciata. Si lamenta Caronia, che sicuramente ha ricevuto un colpo da un avversario. Per il signor Rossomando non era fallo, più che altro perché colui che è intervenuto prima tra Bulades e Di Giorgio è intervenuto proprio sul pallone, però sicuramente intervento pericoloso ai danni di Caronia. Ora si rialza, si arrabbia anche il capitano Raimondi, che avendo la fascia al braccio è l'unico che può parlare con il direttore di gara, almeno da regolamento. Adesso pallone per il Partinico Dace, che ovviamente verrà restituito però alla retroguardia sanvitese con Rusconi che andrà al controllo. Siamo al settimo di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo. Ancora nessuna emozione degna di nota al comunale di San Vito. Rusconi fa passare più secondi possibili. Ora pallone che ha tra le mani, deve liberarsene entro 8 secondi. Alla fine un rimpallo che favorisce Longo, dopo che Raimondi in qualche modo ha fatto finire il pallone nella sua area di rigore, dopo un rimpallo che l'ha visto protagonista con Guaiana. Errore qua del Partinico. Occhio ancora a Bulades che prova il sinistro al centro dell'area di rigore, fermato però Romito Bulades. L'ottima chiusura di D'Amico, a terra un'altra volta Caronia, non c'è niente per Rossomando, può giocare quindi il San Vito, ancora larga destra dove c'è Bulades, si accentra il numero 7, prova il sinistro fermato, poi la Commare, anche lui anticipato, prova a farsi vedere allora per portare avanti la squadra Macaluso, però gestisce bene il pallone il San Vito fino a quando non arriva a Sadotti, che mette questo campanile al centro della metà campo avversaria, che può essere pericoloso, e lo è perché Garcia arriva ad arpionare la sfera. Ancora Garcia aspetta
il numero 11, poi passaggio impreciso e allora il San Vito perde l'inerzia di questa occasione potenziale. Gioca con Di Giorgio, ancora il numero 8, attraversa quasi tutto il campo e va poi da Lacommare. Col destro il numero 2 a cercare una soluzione offensiva, riprende palla Bulades, sempre il centro, l'epicentro del gioco sanvitese, e poi qua il rilancio era per Macaluso. Era buona l'idea per il giovane Peppe Macaluso, che già ha la responsabilità piena dell'attacco nero-verde, lui che è cresciuto nel Partinico Audace l'anno scorso. Peppe! Dai, Peppe! Si è proprio preso la briga di essere attaccante del progetto giardiniere. Tornato a Partinico, adesso prova a difendere questo pallone, lo fa benissimo. Ancora pallone per Caroni. Lavardera prova a mettere il destro al centro, dove però viene anticipato di netto Rosone. La può giocare un'altra volta il Partinico Audace con Sanseverino. Si è proposto largo a destra un'altra volta Rosone. Fermato senza fallo il numero 7, poi Sanseverino mette il pallone al centro, fermato però da Rusconi, ancora a terra il numero 7 del Partinico Audace. Si rialza non senza destare qualche sguardo di sfida al signor Rossomando. 10 di gioco, ancora 0 pari al Comunale. Sbaglia qui Ceffo, più che altro il controllo di Mustaccia che non arriva. Allora ancora il centrale argentino andare lontanissimo a cercare la corsa di Guaiana, a terra Raimondi, alza la bandierina il signor Barone, e calcio di punizione per il Partinico Audace, non per fuorigioco ma per il fallo, la spinta di Guaiana ai danni di Raimondi. Anche un'escoriazione per il capitano del Partinico Audace, che lascia la battuta prima al suo compagno di difesa D'Amico, poi definitivamente a Longo, che può andare quindi con il destro, anzi preferisce appoggiarsi a destra, dove c'è Di Mercurio. Sanseverino, non è che si perde, quello di Giulio Sanseverino. Ancora palla per il San Vito. Mustaccia arriva a sinistra con Diaye, poi Mustaccia preferisce tornare da CFO. Ottimo controllo, ma solo per un attimo di Garzia, può prendere questo pallone. Caronia sul pallone, l'intervento di CFO, poi viene spinto qua Garzia, non c'è niente, fa giocare molto il signor Rossomando. 11° di gioco dei 45 previsti. Arbitraggio al momento all'inglese del fischietto salernitano. Fermato poi un'altra volta Rosone, che è andato a prendersi il pallone nella sua metà campo. Scambio tra Di Mercurio e Sanseverino. Partinico Audace che prova a creare il primo botto di pomeriggio. Poi Raimondi controlla il capitano. Le parti ancora una volta di Lavardera. Qua stavolta viene anticipato Lavardera in maniera irregolare, però viene colpito da Di Giorgio. Calcio di punizione, stavolta fischia il signor Rossomando, però il fallo era più che netto nello scontro tra numeri 8. Calcio di punizione in favore del Partinico Audace. Sul pallone si avventa D'Amico, batte il numero 5 corto, dove c'è Sanseverino ancora a gestire le operazioni lì in cabina di regia. Può salire adesso Raimondi, che aspetta l'arrivo ancora a destra di Streberger, molto basso l'americano. Poi per Martignetti, potrebbe diventare buono per Rosone. CF ancora una volta fa un ottimo intervento in anticipo, vale le parti di Sadotti, che si può proporre a sinistra. Sadotti, pallone che arriva al centro, Guaiana, anticipato bene
da D'Amico, poi può giocare il Partinico Audace, lo scambio qui tra Lavardera e Caronia, anche se il numero 8 non ridà più il pallone a Caronia, preferisce Streberger, preferisce far salire la squadra, perdere magari l'inerzia del contropiede ma continuare a schiacciare dietro il San Vito. Ancora Streberger a portare avanti il pressing, bravo però Mustaccia a rinviargli sopra il pallone e a ottenere la rimessa laterale con le mani che batterà Ndiaye. 14esimo, 0-0 ancora tra San Vito e Partinico Audace, qui ai piedi del Monte Cofano nello stadio comunale di San Vito Lo Capo. Ancora Ndiaye a battere questa rimessa lunga, a cercare la testa, la trova di Garcia che riesce a prolungare la sua gittata, e poi l'ottima giocata di Guaiana per consentire a Bulades di andare in contropiede. Ancora il numero 7 apre tutta, apre male però Romito Bulades e chiede scusa a Garcia, che ovviamente non disponeva di un motorino, non poteva arrivare su questo pallone del suo capitano. Deve battere ora Longo, quindi può andare ancora una volta San Severino molto basso, giustamente il regista del Partinico andarsi a prendere questo pallone in area di rigore per poi aumentare progressivamente la sua parabola. Qua a cercare proprio Caronia al centro del pallone, c'è fuori gioco però, alto il braccio del signor Rossomando. Non so se di Caronia, ma non credo, più forse di Macaluso, che è rimasto più avanti rispetto alla linea difensiva del San Vito. È rimasto a terra poi un giocatore in maglia bianca. Aspettiamo ovviamente che si possa rialzare quello che mi sembra uno dei due centrali del San Vito, anzi si tratta di Abdou Ndiaye, che in questo momento sta operando come esterno di centrocampo a sinistra nel solido 4-4-2 di mister Colombo. Fischia Rossomando, può andare quindi Rusconi, dicevo prima titolare sicuramente del San Vito, squadra Trapani classe 2005. Questo pallone è buono per Martignetti dall'altra parte del campo, aspetta Martignetti, va adesso al rilancio a cercare sempre Caronia che lotta, ma il pallone non è per lui, è buono per Macaluso, può ripartire quindi il Partinico, perde il momento giusto però qui Caronia riesce ad andarsene in piena tranquillità, per così dire, di Giorgio. Poi Garcia impecca Bulades sulla fascia, Bulades mette adesso il sinistro, prova a mantenere il pallone in campo Sadotti, che si era proposto più offensivo del solito qui, che però si perde senza problemi per il Partinico Audace sul fondo. Adesso verrà rimesso in campo da Longo oppure da Severino, che è lì vicino, pronto probabilmente per ricevere il servizio cortissimo del suo portiere. Ed è così infatti, palla ancora per il regista del Partinico Audace. Poi rischia qualcosa qui Lavardera, anche lui molto basso per cercare di prendere questo pallone. L'ex Don Carlo, pallone adesso ancora una volta buono per il San Vito, anche se viene perso poi la conclusione da lontano, tentata da Di Mercurio, che si era proposto lì nella metà campo avversaria. Il terzino destro del Partinico Audace batte Rusconi, tiro senza molte pretese da parte di Yannis Di Mercurio. Con la testa un'altra volta D'Amico, poi bravo Streberger a vincere il duello aereo, può ripartire la sua squadra con Lavardera che va alle parti di Caronia, ancora largo a sinistra il numero 10. Caronia ancora mette questo mancino al centro, Rosone anticipato una volta, deve uscire poi Rusconi, non c'è niente per il direttore di gara, salva quindi sulla linea Touré, ancora buono però per il Partinico Audace, arriva Caronia, tutto buono, poi il 10 gira troppo questo pallone, troppo, ma non basta per bucare Rusconi. Aveva fatto giocare Rossomando, era a terra Rusconi che era andato in ritardo però su Rosone, che adesso si trova un pochettino più arretrato in preda
al dolore, ha avuto un'occasione chiara il Partinico Audace, anche perché il pallone stava per arrivare in porta sulla linea. Touré a salvare, 18esimo, prima vera occasione della gara, l'ha avuta la formazione di mister Pensabene, con un cross al centro di Caronia, Rusconi a vuoto, poi il pallone è stato tolto alla linea di porta, sulla linea di porta da Touré. Faceva come un botto un po' addirittura. C'è il sole. 19esimo quindi sul cronometro di gara, si rialza ora Rosone, che è stato anche assistito dallo staff medico della panchina di mister Pensabene, quindi dovrà uscire momentaneamente dal campo. Un'inferiorità numerica che però dura pochissimo, poi torneranno ad essere 11 gli effettivi neroverdi, che poco fa stavano per bucare Rusconi, che non era uscito benissimo con i tempi giusti. Sicuramente non era il portiere del San Vito. Questo pallone ancora una volta a cercare Guaiana, fermato il numero 9 che non ha avuto diversi palloni giocabili a causa dell'ottima difesa nero-verde. Qua prova a partire Caronia in contropiede, l'ultimo tocco dovrebbe anche essere del numero 10, anzi no, alla fine per Rossomando è stato l'ultimo tocco, questo intervento decisivo di Ceffo per non far ripartire il suo avversario lì su quella fascia. Poi la Vardera, passaggio impreciso, deve fare gli straordinari di Mercurio per mantenerli in campo e ce la fa. Ancora il numero 3, andare lontano, atterrato un'altra volta Rosone appena rientrato in campo. E poi lontanissimo, senza fare complimenti d'amico. Ceffo in difficoltà, mantiene giù il pallone Caronia, ottimo controllo e anche il servizio per Martignetti, che si è proposto a sinistra di alto livello. Caronia poi preferisce servire Sanseverino, larga a destra dove c'è Streberger, ancora l'americano proverà a centrarsi, poi il pallone è buono per Rossone che non va al controllo, la prende Rusconi prima che possa uscire. Gli applausi comunque allo spicchio, i tifosi ospiti prevenuti qui al comunale di San Vito. Gli applausi per la giocata di Streberger, che ha cercato la profondità anche se lo spazio era minimo. È stato anticipato poi da Rusconi. Qua calcio di punizione per il Partinico Audace. Siamo quasi alla metà del primo tempo, 21esimo, ancora 0 pari tra San Vito e Partinico Audace. Raimondi ancora Di Mercurio, Sanseverino perde il pallone, Giulio Sanseverino, non era facile arpionare bene il passaggio di Di Mercurio, allora può ripartire il San Vito, anche se preferisce ricostruire da Touré, che poco fa ha fatto un salvataggio clamoroso sulla linea. Ceffo, Bulades, col mancino Bulades alza questo campanile sul quale si avventa meglio Raimondi rispetto a Guaiana e quindi recupera palla Streberger, che poi gestisce. Caronia, si propone Martignetti. Vai, proponditi, Marti. Grande lavoro nella doppia fase da parte di entrambi i terzini per ora del Partinico Audace. Ecco proprio Martignetti che mette questo sinistro al centro. Rusconi non precisissimo anche questa volta nella lettura. Deve mettere fuori il numero 1 del San Vito, sta per fare un gol pazzesco. Martignetti. Angelo! Ok, va bene così, Angelo. 22esimo appena concluso. Taglia subito, Angelo. Chiama lo schema Caronia, accanto a lui arriva un compagno. Banca in aria, era Rosone. Deve fischiare Rossomando. È corto Caronia, proprio da Rosone, che si è proposto anche al centro dell'area, poi è uscito nuovamente qua a uscire il pallone. Era uno schema quello del Partinico Audace, che però non ha avuto neanche la possibilità di essere realizzato. Vuoto un'altra volta tacco nero-verde.
sicuramente sta creando di più rispetto al San Vito, come anche il pronostico della vigilia ci può suggerire. Palla per Raimondi, scelta di tornare da D'Amico, e col sinistro non trova Caronia e quindi può riprendere il pallone del San Vito, che può anche partire in contropiede, ma il controllo di Lacomare non è buono. La prende la Vardera, Streberger, la Vardera, fermato il numero 8, attenzione al San Vito, prova addirittura la conclusione della tre quarti campo. Garzia aveva visto Longo fuori, l'errore di Lavardera stava per innescare un contropiede avversario, però di Garzia ha visto che le opportunità erano davvero poche, ha provato la conclusione da lontano, ma è uscita anche di tanto rispetto ai pali difesi da Longo, che batte sempre corto, sempre per Sanseverino, che raccoglie palle in aria e poi prova a inventare. Ancora una volta sbaglia Lavardera qui, tentativo largo a destra per Streberger, che ora gioca un po' più avanzato, continua a scambiarsi con Rosone lì sulla fascia destra. 25esimo in corso, qua San Vito, D'Amico solo può giocare, la Vardera qua viene colpito, fallo su Lavardera, si lamenta però la panchina di mister Colombo, perché Garzia per loro non aveva commesso fallo, sembra per in ritardo comunque il numero 11 del San Vito. Palla buona ancora per il Partinico Audace con Martignetti, passaggio orizzontale dall'altra parte del campo, l'altro terzino di Mercurio, poi Streberger prova la giocata nello stretto, raccoglie palla a Rosone, ma già era uscita dal campo comunale di San Vito Lo Capo, dove è in corso la gara valida per la sesta giornata del campionato di eccellenza tra San Vito e Partinico Audace. Palla sempre per Sanseverino, che con le mani rimette dietro giocabile la sfera. D'Amico, ancora D'Amico, si propone sempre Caronia, viene fermato però dall'ottima chiusura di Giorgio, che sta facendo una grande partita come filtro lì a centrocampo. Poi Bulades va da Ndiaye, può giocare la formazione di casa con scambi veloci e rapidi lì a centrocampo. Colpito Guaiana, non c'è niente, e qua viene atterrato con fallo. Lacomare, fallo commesso alla Vardera, che poi allontana anche il pallone e rischia magari una munizione che però non viene combinatagli dal signor Rossomando, che fischia però il calcio di punizione a favore del San Vito. Ventiseiesimo calcio di punizione per la squadra di mister Colombo, con Garzia che si propone alla battuta. Più che andare in porta sembrerebbe essere intenzionato a metterla al centro dalla postura del corpo. Lo scopriremo solamente al fischio del signor Rossomando, che arriva adesso. Può andare quindi Garzia, pallone messo proprio al centro, esce bene. Un'altra volta il Partinico Audace e poi Rosone prova a creare un contropiede, ancora Rosone, lo ferma con un ottimo intervento, senza fallo. Sadotti, e poi pallone per Guaiana, ancora il numero 9. Sadotti scambia con il suo attaccante, autore di una tripletta, l'altra vittoria stagionale del San Vito qui contro la Folgore. Poi controlla ancora una volta Di Giorgio, voleva largo a destra Bulades, viene fermato il capitano, che però poi torna sul pallone, anzi non è Bulades bensì Mustaccia, che non mantiene il pallone in campo e quindi messa con le mani per il Partinico Audace. Batte ancora una volta senza particolari disturbi il numero 2 Martignetti, qua poi sbaglia D'Amico, pressing alto adesso del San Vito, che mette un po' in difficoltà la prima costruzione dei neroverdi. Rosone viene anticipato un'altra volta senza commettere fallo, anzi il fallo lo commette Rosone,
aveva ormai anticipato Di Giorgio. Quindi 28esimo di gioco, calcio di punizione per il San Vito. Ancora una volta Di Giorgio, grande partita, non può giocare però formazione di casa perché il signor Rossomando deve discutere ancora con il capitan Raimondi. Ma sta sbagliando un lato l'aveva trovato. Tipo, questo senso è unico, si sbaglia tutto. 28:15 sul cronometro di gara. Si prende il calcio di punizione per il San Vito che verrà battuto ora, proprio in questo secondo. E quindi la comanda. Bulades. Ancora il triangolo tra Bulades e Guaiana. Può andare il capitano con questo passaggio per Di Giorgio. Ancora Bulades in area di rigore, ma è tutto fermo. Aveva rimesso al centro il pallone Bulades, l'aveva toccata Longo, ma era fuori gioco di Romito Bulades. Triangolo comunque di pregevole fattura. L'aiuto anche di Giorgio. Sta ancora San Vito a difendersi, Partinico ad attaccare dopo una prima parte di gara dove c'era solamente la formazione di Mister Pensabene. Adesso invece anche il San Vito vuole avere le sue occasioni. Qua c'è fallo commesso da Di Giorgio che sbilancia Streberger. Mezz'ora di gioco, 0 pari ancora tra San Vito e Partinico Audace. Deve battere Raimondi, guadagna anche qualche metro. Capitano del Partinico Audace si propone più avanti Sanseverino, credo che andrà a rilancio lontano Raimondi, anche se si guarda attorno e infatti va dove c'è Sanseverino. Ancora Raimondi prova a far girare il pallone il Partinico Audace. Osare ancora non è una delle opzioni migliori per questa gara che stiamo vivendo, che stiamo vedendo, ma che è anche solamente al 30esimo. Quindi tutto può capitare, tutto può ancora succedere. Sanseverino va con il destro a cercare Caronia che sta operando sull'altra fascia adesso rispetto a quella di partenza in questa gara. Perde palla Caronia, può rimetterla in campo Ndiaye. Si chiama l'attenzione del signor Rossomando. C'è un problema per Di Giorgio, si tocca il flessore. Adesso il problema viene rimandato lontano dove c'è Guaiana. Sanseverino non si accontenta della rimessa, vuole gestire questo possesso in prima persona, va alle parti quindi dei suoi due centrali, poi la Vardera si abbassa molto ancora da Raimondi. Chiamato in causa anche Longo con il suo rilancio. Martignetti poi di testa riesce a prolungare il destro di Longo, ma non può neanche mantenere il pallone in campo. Allora ancora la Commare con le mani, lo ferma la Vardera, poi Streberger anticipato, Sanseverino rimedia, è buono ancora per Mustaccia. Ndiaye a vuoto, ancora il pressing del Partinico, mentre il San Vito fa giocare il pallone, almeno quello era l'obiettivo. Non controlla bene Di Giorgio, forse il primo errore della gara. Lo riprende però subito la Commare. Il San Vito attivo in questa parte di primo tempo. Mette fuori Martignetti su questo altro spiovente nei quarti campo avversaria. Ancora una volta Guaiana colpito largo a destra. Guaiana tiene il possesso il Partinico Audace, ancora con l'ottima chiusura di Martignetti, è rimessa con le mani vicino alla bandierina. Rimane comunque in pressione il San Vito, serve freddezza al Partinico per uscire da questa situazione. Riprende palla infatti la formazione di mister Colombo, lo fa bene. E adesso ancora una volta gira con CFO. Ancora in qualche modo Mustaccia ha rischiato, ma ha ripreso palla, poi il tacco di Mustaccia che vuole troppo dal suo talento. Qua D'Amico poteva forse accontentarsi di lasciare il pallone fuori, mette lui in fallo laterale, poi forse un controllo con il braccio da parte di Guaiana che torna alla CFO. Tanti errori dei singoli, però poi
possesso, il giro, palla del San Vito, non è male, anzi, anche se qui Touré sta per combinarla grossa, riprende palla, poi Caronia di largo a destra e poi si prende anche il calcio di punizione, può battere il Partinico, può farlo con Sanseverino. La Vardena. Ancora Sanseverino. Dico che con più difficoltà ora si fa vedere, se si fa vedere alle parti di Rusconi rispetto a quelli che erano stati i primi 18 minuti abbondanti. Poi Macaluso vince il rimpallo Rosone che prova a farsi vedere, ancora Rosone larga a sinistra, grande chiusura di Mustaccio un'altra volta, lo scambio di fascia Rosone Caronia non sta portando gli effetti sperati, qua ottimo il rilancio a cercare un'altra volta Bulades che può correre a destra, Bulades ancora, poi il pallone a rimorchio con Guaiana, lo scambio però non si chiude, rimane poi a terra Romito Bulades. Era ottima l'idea che vedeva duettare ancora una volta Guaiana e Bulades, ora è rimasto però a terra il capitano del San Vito, viene chiamato anche lo staff medico della panchina di mister Colombo. Assieme a lui anche Guaiana, qualche problema fisico. 35esimo in corso di questo primo tempo, 0-0 ancora tra San Vito e Partinico Audace. Primi 20 minuti appannaggio nero-verde, poi San Vito è uscito, non ha creato chissà che cosa, ma quantomeno adesso sta mettendo più in difficoltà la formazione ospite, impedendo le vie di passaggio consone e soprattutto portando avanti un pressing che sta mettendo molto in difficoltà la prima impostazione della formazione di mister Pensa Bene. Adesso ancora pallone per la Commare che aspetta che tutto sia in ordine, deve uscire momentaneamente Bulades visto il sostegno che ha ricevuto dal suo staff medico. Allora rimessa con le mani può battere la Commare, allontano lui, al centro questo pallone, forse un tocco all'interno del rigore, riesce a uscire comunque senza particolari problemi il Partinico Audace che poi in contropiede prova a dispiegarsi con Caronia che controlla, mantiene il possesso, viene spinto più volte da Touré, calcio di punizione, rimane avanti, quindi il Partinico riesce a uscire dalla morsa nella quale il San Vito provava a mantenere la formazione nero-verde. Ancora pallone per Raimondi, chiama calma l'ex Athletic, adesso ancora una volta la Vardera. Raimondi, pallone che gira a metà campo del San Vito, possesso è nero-verde e qua non c'è fallo su Di Mercurio, 3 contro 4 per il San Vito. Guaiana si chiude un po' a sinistra, il numero 9 riesce a cedere palla a Sadotti che poi si mette in una corsa personale, ancora Sadotti, viene fermato però il numero 3, è rimasto a terra nel frattempo Di Mercurio, sentivamo le sue urla quando stava ripartendo in contropiede del San Vito. Adesso cerchiamo anche di capire le condizioni di Mercurio, vediamo se serve anche in questo caso consiglio dello staff medico. Si rialza Di Mercurio, assistito dallo staff medico, rientra in difesa
pallone è per il Partinico Audace. Raimondi. Sanseverino, pallone passa in qualche modo, esce un'altra volta bene Ndiaye, ma solo per un attimo. Il rimpallo che favorisce la ripresa del pallone da parte del Partinico Audace. Atterrato a Rosone, non c'è nulla da segnalare, può andare ancora Ndiaye, sempre lui. Si mette in una corsa personale che non porta subito a ottimi risultati. Anche il passaggio largo a destra per Bulales non è di ottima fattura, però comunque viene applaudito dal suo capitano Abdou Ndiaye per la giocata ad accentrarsi, che stava per far partire un'ottima azione per il San Vito. Ma perché la testa sempre dietro? Sanseverino. Perché non guardi avanti? Martignetti ancora dietro alle parti di D'Amico, che va lontano. Anticipato Macaluso ancora prima che potesse arrivare a lottare per il pallone, prova a scappare largo a destra di Giorgio, non c'è niente, si lamenta il pubblico di San Vito. Ancora Touré. Streberger aspetta l'arrivo di Sanseverino, poi a vuoto Touré. Occhio quindi qua Macaluso, poi è lui, Macaluso è in aria, viene fermato. Non ha avuto i killer instinct qua Macaluso, era un po' defilato, ma da lì aveva la porta quasi spalancata. Calcio d'angolo ancora per il Partinico Audace. Il tentativo fermato. Adesso, anzi, non è calcio d'angolo, bensì è rimessa con le mani. Può andare la Vardera. Non è una lunga gittata, si appoggia alle parti di Caronia. Ancora il numero 10, prova le giocate, poi si riaccasa nuovamente dove c'è la Vardera. Non è dietro per Sanseverino. Martignetti, ancora la Vardera, ancora lì il Partinico Audace, prova a creare qualcosa dopo l'occasione causale di Macaluso. Ancora poi Caronia voleva, il filtrante voleva trovare Macaluso, troppo potente. Qui il passaggio per il suo numero 9, stoppato ancora prima di andare al tiro nel corso dell'azione casuale, sì, ma effettiva di qualche istante fa. Meno di 5 minuti alla fine più recupero alla fine del primo tempo. Ancora una volta lontano Rusconi, grande controllo di Bulades che mantiene il pallone in campo. Applausi che piovono dalle tribune del comunale, anche se poi San Vito perde palla e può ripartire in contropiede il Partinico Audace con Rosone che mette in corsa Macaluso, fermato, ma il fallo l'ha commesso Macaluso. Il fallo l'ha commesso Macaluso, giallo anche per Sanseverino che non crede alle sue orecchie. Si accende la gara anche sugli spalti, giallo per Sanseverino per proteste accese. È bello che ammonisce Incredibile quello che è successo. Il fallo non ha commesso Touré, bensì Macaluso. Stiamo trattenendo entrambi. Alla fine deve avere ragione per il signor Rossomando e Touré. Ancora a terra il giocatore bianco-azzurro. Sappiamo che c'è la munizione per Sanseverino. Sei scandaloso, sei! Si rialza adesso il difensore del San Vito. 41 e 30. Sei scandaloso! Deve battere il San Vito. Polemiche a non finire qui al campo comunale per questa occasione che sta avendo. Macaluso lanciato a rete, si strattona con Touré a fare fallo. È il numero 9 e non il centrale del San Vito. Il giallo poi è per Sanseverino per proteste. Ancora una volta proprio il 4 a lanciare avanti, a cercare Macaluso. Ancora il 9 a lottare in profondità. Touré contro lui, fallo un'altra volta commesso da Macaluso. Questo sembrava più netto ai danni di Touré. Continua la lotta tra Macaluso e Touré. Sei scarso! Ha già salvato un gol sulla linea Aziz Kader Touré. E poi lancia il pallone più avanti CFO. 43esimo
Ancora 0-0, però si sta accendendo la gara, soprattutto per le scelte del signor Rossomando, che poco fa ha negato un potenziale cartellino rosso, una potenziale punizione dal limite per il Partinico Audace. Su questa continua lotta in corsa tra Macaluso e Touré. Alla fine il fallo ha commesso proprio il numero 9 del Partinico Audace. Decisione al limite. Anche il coraggio, il signor Rossomando, di fischiare questa scelta arbitrale. A noi sembrava il contrario, ma poi vedendo subito le braccia del direttore salernitano abbiamo cancellato ogni dubbio, lasciandoci poi anche alle perplessità dell'effettiva bontà di questa decisione arbitrale. Ma tant'è, lasciamo parlare il campo. 90 secondi alla fine del primo tempo, una bellissima gara tra San Vito e Partinico. In questo momento per ora regna l'equilibrio. Non è a cercare un'altra volta Caronia, Cieffo una volta, poi Touré a chiudere la seconda. Tocca di testa Guaiana, ma per nessuno, perché se si allontana lui dalla metà campo avversaria è complicato che troviamo qualcun altro, anche perché Garcia sta facendo un lavoro più di raccordo tra centrocampo e attacco. Poi qua l'idea è per Martignetti che può scappare, ancora Martignetti, Cieffo, altro intervento importante da parte del centrale argentino, sempre in spaccata. 35 secondi alla fine del primo tempo, più recupero. Deve andare adesso Lavardera con le mani. Vediamo se andrà in aria. Gittata lunga di Lavardera, pallone che effettivamente entra nella box, ma poi esce un'altra volta il San Vito. Martignetti, passaggio orizzontale sbagliato per Streberger, ma riesce comunque Di Mercurio ad uscire, anche lui però viene anticipato e può andare quindi il San Vito. Bulales fermato da Martignetti, che quindi rimedia al suo errore. Poi Sanseverino non controlla, mette fuori comunque il pallone la Commare in maniera preventiva. 2 minuti di recupero. Sei stupido! Poi Sanseverino va ancora dalle parti di Mercurio, che controllo qua di Rosone, che prova subito a girarsi. Ancora Rosone dalle parti di Lavardera, prova a mettere il turbo. Ivan Lavardera si scontra poi con la Commare. Rossomando va subito a calmare Ivan Lavardera. Ivan, perché non la giri? L'ex Don Carlo commette fallo alla ricerca del primo timbro stagionale. Ivan Lavardera. Il campionato sta per chiudersi questo primo tempo, manca ancora 1 minuto e qualche secondo. Deve andare lontano Rusconi, ha già fischiato il signor Rossomando. Rilancio abbastanza lungo del portiere Scuola Trapani. Arriva dalle parti dell'altro portiere, ovvero Longo. 20 secondi! Mette giù il pallone Longo. Ovviamente la sfera per più di 8 secondi con le mani, secondo le nuove regole FIFA. Mancano 40 secondi alla fine di questo primo tempo. Martignetti per l'ultimo assalto del Partinico Audace, ancora lontano con questa rimessa laterale il numero 2, ma viene fermato Caronia. Poi qua commette fallo Guaiana, che butta a terra Di Mercurio. E poi qua Di Giorgio viene graziato dal signor Rossomando, visto che il regolamento il giallo nel calcio 5 scatta automatico, facendoci già un po' più differente la situazione. 10 secondi alla fine del primo tempo, ma continuano le discussioni tra le due formazioni. Adesso attendiamo solamente la battuta di questo calcio di punizione. Sono scaduti 2 secondi che mancavano alla fine del primo tempo, scaduti i 2 minuti di recupero. Allontanissimo Raimondi per la prima volta, non controlla poi il pallone ancora per il San Vito, che controlla, prova a girare dall'altra parte del campo Di Giorgio per Bulales. Controllo del capitano, ma finisce qui il primo tempo 0 pari tra San Vito e Partinico Audace. Ancora nessun gol, tante polemiche. A tra poco.
Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. E dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria.
Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono tre di altissimo livello, tutte e tre. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
brava, oh. Ma ti senti conto quello che fa? Insomma io ti puoi sbagliare, ti puoi sbagliare. Pronti per ricominciare qui al campo comunale di San Vito Lo Capo, 0-0 per ora il parziale tra San Vito e Partinico Audace, una gara comunque piena di tentativi, di giocate personali, anche se davanti al portiere entrambe le formazioni non hanno creato tanto da poter dire di aver avuto occasioni importanti per cambiare il parziale qui, ma c'è un momento di pausa prima che inizi la ripresa. Non dovrebbero esserci stati cambi nelle due formazioni. Arriva adesso il via del signor Rossomando della sezione di Salerno per quanto riguarda questo secondo tempo. Partinico Audace che ha avuto il primo possesso, qua va subito al rilancio con il destro di Pugnetti, ancora a giocare questo pallone. Nel frattempo Garcia per il San Vito che ha ripreso il pallone. Primo tempo sicuramente più appannaggio del Partinico Audace, almeno per quanto riguarda i primi 20 minuti di gioco. Poi il San Vito è uscito, ha messo in difficoltà la prima impostazione della squadra in maglia nero-verde, che adesso proverà a creare i presupposti per cambiare il parziale, anche in vista degli altri punteggi che stanno maturando in questa domenica numero 6 di campionato di eccellenza, e anche ovviamente guardando con particolare curiosità i piani alti della classifica. San Vito che riparte con Rusconi in porta, poi la Commare, CF Touré e Sadotti in difesa, Ndiaye, Di Giorgio, Mustaccia e Bulades a centrocampo con Guaiana e Garcia attaccanti. 4-4-2 per mister Colombo, la certezza per il tecnico sanvitese. Qua prova Garcia, viene fermato sul più bello. Più avanzato Sadotti rispetto a Ndiaye nel corso di questo secondo tempo, magari è un cambio che vedremo più spesso. Ora occhio a Garcia che prova a girarsi, la prima occasione del San Vito con Garcia, la tiene lì Longo, grande parata del portiere del Partinico Audace, più che altro per la sicurezza con la quale è andato a effettuare l'intervento. Longo che è il portiere titolare della formazione neroverde, che riparte in questo secondo tempo con Martignetti, Di Mercurio, Raimondi e D'Amico in difesa, Sanseverino, Lavardera e Strebergher a centrocampo con Rosone, Macaluso e Caronia in attacco. 4-3-3 anche qui, una certezza per mister Pensabene, anche se spesso e volentieri abbiamo visto tanti cambi da parte degli interpreti, da parte del modulo, ovviamente in base anche alle diverse fasi della gara. In questo momento però il Partinico Audace riparte con i suoi 11 effettivi, con le sue certezze, questo pallone che un'altra volta Di Mercurio prova a mettere disponibile per gli avversari. Prende palla un'altra volta Garcia, Guaiana non controlla, solamente con la suola riesce a accarezzare questo pallone, ma poi non fa nulla di meglio. Allora riprende palla Sanseverino, ammonito nel corso della prima frazione per proteste dopo uno scontro che ha lasciato molte polemiche a seguito, quello tra Macaluso e Touré. Macaluso lanciato in porta, si strattona con Touré, a commettere fallo però è l'attaccante del Partinico Audace, e questo ha scatenato l'ira dei tifosi e dei giocatori neroverdi. Quarantesimo concluso, fa ripartire il Partinico ancora con la testa Macaluso, poi Buca, Caronia. Adesso vediamo Rosone più centrato, mentre Strebergher prova a farsi vedere largo a destra. Delle trame d'attacco differenti per mister Pensabene nel corso di questa seconda parte di gara. Ancora Strebergher riesce a vincere il contrasto, ma non è per Lavardera, viene atterrato. Calcio di punizione per il Partinico Audace, giallo per il numero 8 San Vito, anzi non per Di Giorgio bensì per Mustaccia. Monito quindi al 49esimo il giocatore maglia bianca.
segna il signor Rossomando, mette a disposizione questo pallone d'Amico e poi Streberger largo a destra. Ancora pallone nella metà campo del Partinico Audace, prova a fare male alla formazione avversaria. La squadra di mister pensa bene, anche se qui non riesce a girare correttamente il pallone. Ancora Sanvito quindi sulla fascia di destra, prova a fare qualcosa Guaiana, viene fermato, poi Ceffo con la fronte praticamente a tenere vivo questo pallone, cosa che riesce anche a Bulades, ma solamente in un primo momento. Dopo lo scambio con Guaiana è fuori il pallone. L'ultimo tocco è però di un giocatore del Partinico, allora può andare con le mani il Sanvito. Mustacci, Ndiaye, per Sadotti, ancora Ndiaye, riesce a girare per il numero 3, poi Di Giorgio si propone largo a sinistra, Garzia che mette il traversone al centro, pallone ancora vivo, può andare Mustaccia, colpisce Guaiana, incredibile, occasione per il Sanvito, con Mustaccia che colpisce il suo stesso numero 9, era diretto in porta il pallone calciato perfettamente da Mustaccia. Sfortunato qui il centrocampista del Sanvito, posizionato male invece Guaiana, era sicurissimo di andare a colpire lo specchio della porta il centrocampista sanvitese, invece Guaiana lo ferma in maniera anche ironica. Adesso è a terra ancora un giocatore del Partinico Audace, vediamo se Touré metterà fuori questo pallone, lo lascia scorrere Ndiaye. Confermiamo il fatto che in questo momento sta giocando forse con il 4-3-3 mister Colombo, con Ndiaye largo a sinistra, Sadotti a fare il centrale, Garzia invece sta giocando come esterno alto d'attacco, e a destra invece Bulades, con Sadotti appunto a fare il centrocampista centrale assieme ai due già predefiniti Mustaccia e Di Giorgio. Qua la corsa proprio di Sadotti che scivola e a terra Raimondi. Qua scivola solo Sadotti, travolge il capitano avversario. Ha subito anche una brutta botta all'altezza del volto il giovane terzino Scuola Trapani. Ancora una volta buono quindi per il Partinico che va lontano, che prova a essere stoppato da Mustaccia, spunta Di Giorgio, dà una mano ai suoi, ancora Sanvito, anzi Partinico con Rosone largo a destra, ancora il numero 7 prova a creare qualcosa, riesce ad andare dalle parti di Macaluso che poi prova il tiro, vorrebbe un tocco con il braccio che non c'è per il signor Rossomando, può andare lontano il Sanvito, solamente per un attimo prova a controllare Garzia, in ingresso di lui Garzia, la ruleta però fino a se stessa, può andare quindi D'Amico, ancora dove c'è Rosone, buona la posizione del numero 7, sempre Rosone, guarda la porta, poi va la Macaluso che controlla a seguire, ma il campo finisce e finisce anche questa azione per il Partinico Audace, che adesso ha capito un po' l'inerzia della gara, ha capito che si sta accendendo il ritmo qui al campo comunale dopo le due occasioni per il Sanvito. Ci prova anche il Partinico Audace a iscriversi a questa ripresa, andrà Rusconi con il rinvio, il numero 1 del Sanvito. Non ha fatto parate quest'oggi Don Rusconi, numero 1 che ha fatto qualche intervento in uscita, a volte anche in maniera imprecisa, però comunque sempre efficace nello svolgersi dell'azione. Durante l'anno invece sì, ha fatto parate anche importanti contro Don Carlo, ad esempio è stato uno dei migliori in campo nello 0-0 proprio qui del comunale. Settimana scorsa invece gli è stato preferito Yanut Sandu contro la Paramount Ball. Può giocare il Sanvito ancora con il pallone buono per Di Giorgio.
Bulades il tocco sotto, si propone Garcia, ancora uno dei più attivi Garcia. Bulades, il pallone passa e arriva il tocco sotto di Garcia. L'avevamo detto, uno dei più attivi di questo secondo tempo. Esulta tutta San Vito, la rete dell'11. Giallo per Garcia, che però ha sbloccato la gara sul tiro di Bulades, ci ha messo le mani Longo ma non è bastato. 1-0 per il San Vito, la rete di Bruno Garcia, che lo dicevamo era il più vivace sicuramente dei suoi. Gol è giallo, più 2,5, alfanta eccellenza per Bruno Garcia. 1-0 San Vito, cambia il parziale qui al Comunale, la rete dell'attaccante che mister Colombo ha piazzato largo a sinistra in questo inizio di ripresa, scelta che più azzeccata non poteva fare per l'esplosività che Bruno Garcia ha regalato all'attacco sanvitese, che trova il gol del vantaggio proprio al 55esimo di questa gara. Le due occasioni precedenti di Mustaccia, proprio di Garcia, erano state solamente un preludio di quello che poi sarebbe stato il vantaggio sanvitese. Qua fallo commesso da Sadotti, si attende ovviamente la reazione del Partinico Audace. Fischia, Rossomando deve ribattere la formazione roverde. Sarà Raimondi, il capitano, a cercare di tirare fuori il coraggio, il cuore del Partinico Audace. Qua San Severino, non preciso il rilancio, a cercare Caronia, che comunque riesce a mantenere il pallone in campo. Poi San Severino ancora a rischiare dietro il Partinico Audace, prova il rilancio invece, D'Amico sbaglia. Allora Garcia, sempre il numero 11, ancora Garcia, prova il traversone con il sinistro, Sadotti in aria, poi lotta con Di Mercurio senza fare fallo Sadotti. Allora ancora una volta Di Giorgio, prova il destro a giro Di Giorgio, pallone che esce, continua bene il San Vito, sembra avere l'inerzia della gara a favore. Partinico Audace attonito dopo il gol subito, deve sicuramente reagire la formazione di mister Pensapene, magari con qualche cambio, magari con la mentalità che deve sicuramente essere mutata dalla formazione roverde. Qua c'è calcio di punizione per il Partinico Audace. Rosone continua a lamentarsi con il signor Rossomando, avrebbe avuto un giallo per questo tocco con il braccio da parte del difensore sanvitese. Batte San Severino, occhio a Di Mercurio che prova a mettere il destro al centro, calcio d'angolo. San Vito che ora deve rintanarsi dietro, Partinico Audace deve avere piena coscienza delle sue qualità per rimontare una gara che si è messa male dopo il gol di Garcia. Adesso ancora numero 10 Caronia mette il suo pallone al centro, Rocher San Vito, ancora Streberger a riciclare questa sfera per Caronia che la rimette sul secondo palo, tutti a vuoto, pallone ancora in aria, esce Guaiana e poi provato Garcia, fa partire un altro contropiede per il San Vito, lotta Di Giorgio con tutti, va lontano il numero 8, Bulades e Garcia ancora a portare avanti l'azione per i biancoazzurri. Guaiana non controlla, poteva essere un altro contropiede per il San Vito Lo Capo, deve andare quindi Raimondi. Siamo all'ora di gioco, Raimondi torna ancora una volta da Di Mercurio, D'Amico,
Sanseverino con l'esterno, il pallone buono per Caronia, un'altra volta il numero 10 prova a inventare, viene fermato, poi un altro contrasto in aria, il fallo viene segnato però prima su Caronia, calcio di punizione sempre da posizione interessante per il Partinico Dace. 60esimo adesso, l'occasione subito per pareggiare i conti la formazione ospite con Streberger che aveva preso il pallone, Guaiana glielo strappa dai piedi, prova ad allontanare l'oggetto della contesa rispetto alla sua porta, difesa da Rusconi che adesso deve mettere la barriera, c'è un cambio però prima, cambio per il Partinico Dace, deve uscire D'Amico. Sessantunesimo. Esce D'Amico, entra Alfano. Sicuramente offensivo per mister Pensabene. Va subito in aria Alfano. 5 con Macaluso. Prova a cambiare le cose subito. Il numero 19. Intanto c'è calcio di punizione. Si propone Caronia sul punto di battuta. Accanto a lui la Vardera, che si è preso questo fallo. 61esimo, che sta per chiudersi, un minuto praticamente passato tra cambio e decisione del signor Rossomando di concedere questo calcio di punizione. Fischia ora il direttore di gara, pallone che passa, non c'è deviazione, calcio di rinvio per Rusconi, che la posiziona Rosone. 62esimo, ci ha provato qui Caronia un'altra volta, resto troppo schiacciato da parte del numero 10 ex Gela. Allontano con i piedi Rusconi, poi ancora Guaiana, scappa Bulades in aria, ancora il 7, Bulades fermato, il suo sinistro. Poi non mantiene il pallone in campo Raimondi. San Vito, che quando parte in contropiede è pericolosissimo, con le invenzioni del suo capitano, che ora deve battere questo calcio d'angolo. Salgono le torri, c'è Mustaccio a battere dalla bandierina, anche se mister Colombo vuole che non si sbilancia troppo la sua squadra. Ti richiama all'ordine Salotti Touré. Calcio d'angolo comunque per il San Vito, che vede vicino il raddoppio, l'ha visto vicino poco fa con Bulades. Ora tiro alla bandierina per Mustaccia, che mette al centro, Longo smanaccia, pallone ancora pericoloso. CF viene però anticipato da Alfano, che fa un grande recupero, poi Streberger deve appoggiarsi a Longo e col destro tagliato prova ad andare, c'è Macaluso, può insistere ancora il Partinico Dace, chiama il vantaggio il signor Rossomando, si può giocare quindi, atterrato anche Rosone, ultimo tocco da parte del giocatore del Partinico Dace, rimessa in favore del San Vito, ancora assegnata alla Commare. Si lamenta Rosone, ha chiaramente mimato il gesto della spinta, contrasto tra i due che c'è stato sicuramente lì sulla fascia mancina di competenza del numero 7. Poi tocco con il braccio di Alfano, il primo subentrato alle panchine in questa gara tra San Vito e Partinico Dace. Calcio di punizione interessante per la formazione di casa, anche se mi sembra più intenzionata a palleggiare che andare direttamente in area dove non c'è nessuno dei biancoazzurri. Solo al limite troviamo Garcia e Guaiana. Non è che arriva proprio lì però, dove c'è Ndiaye a vuoto, Abdou Ndiaye solissimo, il numero 6 lasciato colpevolmente libero di andare in porta. La difesa del Partinico Dace distratta sulla sovrapposizione, sull'inserimento in aria dell'esterno sanvitese. Ma qua sbaglia la Vardera in occasione di
questo palleggio nero-verde. Ancora la Commare, 65esimo in corso dei 90 previsti per questo match tiratissimo che San Vito ha sbloccato con la zampata di Garzia. Poi Chieffo, dai lontano il numero 5, Sanseverino riesce a controllare, Streberger appoggia. Deve avere continuità di palleggio, continuità di azioni pericolose il Partinico Audace per sperare di cambiare l'inerzia di una gara che è diventata all'improvviso in salita. Ancora Rosone a lottare per prendere questo pallone, allontana sempre il San Vito che sembrerebbe aver deciso di chiudere bottega e cominciare a difendere il risultato. Poi qua sbaglia però Sadotti, calcio di punizione, ha sbagliato il colpo di testa Sadotti, poi stende l'avversario, si lamenta l'esterno ex Trapani, però il calcio di punizione per il Partinico Audace sembra sacrosanto. Vediamo che andrà a battere nella formazione di mister Pensabene. Sono diversi piedi educati che possono andare verso la porta. Uno è sicuramente Sanseverino, tra i potenziali battitori. Si allontana la Vardera. Credo che sarà una questione tra Sanseverino e Caronia. Il 66esimo che sta per chiudersi. Caronia chiede a Sanseverino di andare, c'è anche Di Mercurio in zona. Vediamo che andrà la battuta, Rusconi mette una barriera a 4, va in porta proprio Di Mercurio, c'è un fallo commesso da un giocatore del Partinico Audace, da Capitan Raimondi, che ha spinto un elemento della barriera di Rusconi. Si rimane 1-0 per il San Vito Lo Capo, rete al 55 di Garzia, la zampata del numero 11 che per ora sta decidendo il risultato qui al Comunale, ma ancora c'è tanto da giocare, sicuramente siamo ancora vicini ai 30 restanti di gioco, contando anche un recupero che va per cifre mostre. Allontana ancora una volta Rusconi, Raimondi, anticipare tutti lì dietro, cioè il numero 6 Raimondi, non preciso, Filippo Raimondi, una vita, la Serie D eccellenza per l'ex Athletic, capitano dei Neoverdi. Deve andare in Ndiaye, appoggia ancora Ndiaye, Guaiana, anticipato, può correre Alfano, alla prima vera occasione il numero 19 che poi appoggia per Caronia, che può andare col destro, fermato Caronia, colpito però anche in maniera irregolare probabilmente da un giocatore avversario, lascia scorrere Bulades per permettere le cure a Caronia, che è rimasto a terra, 68esimo in corso dei 90 di questa gara, più recupero, si rialza il numero 10 Angelo Caronia per colpo subito. C'è Rosone che sta discutendo in questo momento con il signor Barone, probabilmente per qualche decisione arbitrale che non gli è piaciuta. Partinico Audace che è stato anche inghiottito dal vortice delle polemiche. Adesso può giocare il San Vito, pallone che addirittura arriva a Rusconi, che va al rilancio rischiando qualcosa sul pressing di Macaluso. Raimondi a cercare proprio il numero 9 che però era in posizione di fuorigioco. Ancora il capitano a lottare, a cercare di mantenere alto la testa e l'onore di questa squadra che oggi si gioca tanto, contando anche cosa hanno fatto le sue dirette concorrenti nei piani alti della classifica. In questo momento ad essere avanti è San Vito Lo Capo, che sicuramente obiettivi più modesti, ma l'ultimo periodo di forma della squadra di mister Colombo è invidiabile ed è encomiabile il lavoro che
stanno portando avanti i ragazzi di San Vito. Ora occhio però al Partinico Audace, ancora con Rosone, il controllo e la spinta poi successiva di Turea Macaluso, va lontano il numero 4 e può andare Guaiana contro Raimondi, mantiene il possesso il San Vito grazie al suo attaccante, ancora Guaiana, rimane lì vicino alla bandierina, l'ultimo tocco è di Guaiana, Raimondi lotta per avere il pallone il più presto possibile a disposizione, ma deve fermarsi perché c'è un cambio per il San Vito, il primo alla gara per mister Colombo, esce Guaiana che con questo sprint finale si è preso gli applausi del suo pubblico nonostante qualche errore, nonostante l'essersi trovato in mezzo sulla bella conclusione di Mustaccia, si prende gli applausi del comunale, esce quindi il numero 9 al suo posto, vediamo chi entra. Quindi ora Guaiana, a questo posto è entrato il numero 17 Abdul Issa, che è più un esterno che un attaccante, quindi vediamo come si va a riposizionare il San Vito. È uscito Guaiana che non ha punta fissa, Issa invece lavora meglio sulle fasce. Poi qua Lavardera, lottare ancora una volta forte e duro con il suo avversario, così come Di Giorgio contro Alfano. In quella parte di campo commette fallo Alessio Alfano, anzi tipico pallone che è uscito, e quindi rimessa, sempre comunque possesso per il San Vito, sempre in quella zona di campo, andrà alla Commare, alla battuta con le mani. Sanseverino anticipa il suo avversario, poi deve gestire questo pallone. La formazione ospite non lo fa benissimo, comunque con Rosone può ripartire in contropiede. Caronia deve sprintare, ma non riesce ad arrivare su questo servizio di Rosone. 72esimo in corso, San Vito che sta cercando di addormentare la gara per assopire anche i suoi avversari, per renderli nulli di fronte alla loro volontà di pareggiare quantomeno l'incontro. Dal comunale di San Vito Lo Capo in questo momento sorride alla squadra di casa. Pallone buono per Rosone, fermato un'altra volta da Ndiaye e poi Issa a girare con Garcia. Ancora Ndiaye, può andare il numero 6, strapotere fisico per l'esterno che va da Issa, ancora Issa, guarda la porta, Issa, Longo, non trattiene e mette in calcio d'angolo. Non era irresistibile il destro di Issa, che però aveva l'opportunità di andare in porta con il destro a giro. Calcio d'angolo quindi per il San Vito, non vuole velocizzare l'operazione ovviamente qui Mustaccia, anzi si accontenta di questa camminata lesta e mesta le parti della lunetta, della bandierina. Poi un'altra volta Mustaccia dopo il servizio e poi lo scambio con Bulades, pallone che colpisce Alfano, può battere il San Vito non velocemente, ormai questo sarà credo un tran comune da parte del San Vito nel corso di questa gara. Ha già battuto Ndiaye ma lo fa male Abdou Ndiaye, e quindi la corsa di Streberger. Sta battendo il calcio di punizione perché voleva fosse fuori il gioco, in realtà è cambio di rimessa e quindi da andare con le mani Streberger va dalle parti di Sanseverino che cambia gioco, e quindi il Partinico Audace prova a riorganizzarsi largo a sinistra con Lavardera. La lotta in quella parte di campo viene risolta però ancora una volta dalla Commare, poi il pallone passa incredibilmente, Issa a mantenerlo, almeno provare a mantenerlo. Sanseverino però può subito cambiare il gioco dove c'è Caronia che è tornato a destra. Sanseverino a vuoto, Macaluso lo disturba Touré, uno scontro che ormai stiamo
raccontando all'inizio della gara. Rusconi sfrutta ogni secondo possibile per perdere tempo. Ma lontano Rusconi, 7 secondi, ha tenuto il pallone con le mani, poteva farlo per 8. Ma non c'è fallo, può giocare il San Vito. Ancora con Ndiaye, pallone alzato un'altra volta a campanile da Martignetti. Riprende palla Caronia, lo gestisce bene, Sanseverino fa anche un tunnel, poi la Vardera deve andare dalle parti di un super Lacomare. C'è un altro fallo da parte di Alfano e mi sa che c'è anche un cambio per il Partinico Audace. Altra sostituzione chiamata dal signor Pensabene. Vediamo chi esce. Rosone. E dentro Mimmo Mistretta. Ora quindi 15 minuti più recupero Mistretta per ribaltare questa situazione al Comunale. L'ex Athletic Club ha iniziato il campionato a vittoria, poi trasferimento a Partinico, un gol già segnato in stagione. Fuori gioco qui di Issa, va calcio di punizione per il Partinico Audace con Sanseverino che alza questo pallone, incredibile rimpallo e favorisce Mistretta, non ci aveva creduto Caronia, ancora freddo forse Mistretta, non è entrato pienamente nel ritmo partita, sbaglia un passaggio che sembrava semplice per Caronia, che forse non stava attaccando la profondità più che altro perché aveva paura di essere in posizione irregolare. Allora 77esimo, può andare lontano Rusconi, rilancio un'altra volta a lungo da parte del portiere del San Vito. Streberger accetta il retropassaggio a Longo che controlla e poi va lontano. Pressing importante del San Vito, qua sgonfia il pallone Ndiaye. Sadotti, la versatilità di Sadotti e di Ndiaye assieme all'estero di Garcia, queste le chiavi tattiche di mister Colombo nel corso di questo secondo tempo, che hanno portato a questo vantaggio San Vito. Qua ha rischiato Streberger sulla pressione di Ndiaye e di Issa soprattutto. Il 17 in particolare non è in fuorigioco, così come lo era Bruno Garcia, però sta decidendo la gara. Se ne va bene Di Mercurio, anticipato però il passaggio per Alfano dalla chiusura un'altra volta di Bulades. Altro cambio sempre per il Partinico. 78esimo, pronto a entrare Zerillo, esce la Vardera. Non sembrerebbe averla presa benissimo numero 8, va lontano con le mani adesso Martignetti, lotta ancora il San Vito con queste palle aeree che favoriscono. Adesso larga a destra Caronia che era in fuorigioco di rientro ovviamente per Caronia, che si mette le mani prima sul volto e poi sui capelli. Ancora una volta malinconico quasi il numero 10 dopo la scelta arbitrale, più che altro questa volta assegnata alla lettura del signor Barone, che era lì in zona, ovviamente essendo quello il suo ruolo e il suo lavoro. Altro cambio stavolta per il San Vito, continue interruzioni al Comunale. Sta dando indicazioni Lucas Cieffo, ma intanto c'è un cambio, esce anche l'altro attaccante nel San Vito, esce Garcia, che poi aveva arrestato la sua corsa, però il suo
cammina il suo percorso, la sua direzione è chiara. Fuori quindi l'autore del gol al 55esimo che sta decidendo l'incontro. Vediamo chi sta entrando al suo posto e comunque subito intendiamo bene che sia un difensore. E quindi svuota l'attacco il San Vito per mantenere questo vantaggio. Scelta comprensibile. Adesso ancora Issa. Non è buono per Ndiaye che controlla. Ancora Ndiaye. Va il numero 6 fermato. Ndiaye dall'altro numero 6 per Raimondi. Comunque per chiudere il discorso Garcia al suo posto è entrato Ramaglio. Ancora la lotta. Si porta avanti Issa che è entrato molto bene ma qua sbaglia un passaggio elementare per mantenere questo pallone. Fa partire anche in contropiede il Partinico Audace con Streberger che prova a dare forza e velocità a questa ripartenza, preferisce però appoggiarsi dietro e allora ancora una volta può schierarsi bene nei suoi ranghi, nei suoi blocchi il San Vito. Va rossa al centro di Mercurio. Rusconi un'altra volta aspetta l'ultimo secondo utile per prendere il pallone con le mani, crede farà lo stesso per il rilancio con i piedi. Rusconi a cercare un'altra volta il numero 17 Issa. Lotta Issa, Streberger recupera palla, può riversarsi ancora una volta in avanti il Partinico Audace. San Vito che per ora sta ottenendo quello che vuole con un atteggiamento più conservatore nel corso di questa ultimissima parte di gara. Sempre per i neroverdi che però stanno attuando adesso un giro palla sterile, devono essere più cattivi. Prova adesso Streberger a cercare Alfano, ancora il numero 19, lo ferma la Commade con un'ottima spaccata, pallone che esce, rimessa per il Partinico Audace. Deve ancora muoversi la formazione neroverde con Sanseverino. Cross che arriva al centro, Rusconi, la colla nei guantoni, stoppa questo tentativo che era diretto per la testa di Caronia. Adesso pallone allontanato da Rusconi, riprende palla però il Partinico Audace, ancora con Di Mercurio che suona la carica a destra dove c'è Caronia, lo scambio con Mistretta, ancora un tocco il Partinico Audace a liberare sempre il numero 10, si propone anche largo a sinistra Zerillo, c'è Streberger, può tornare al 18, preferisce andare da Caronia, non è una brutta idea ma viene fermato Caronia e allora può ripartire incredibilmente il San Vito. Fermo a terra con i crampi Mustaccia, deve però stringere i denti perché sta ripartendo Streberger, pallone che si perde, Cieffo lo manda il più lontano possibile dove c'è Bulades che ottiene anche una rimessa, ma intanto gioco fermo perché è a terra dolorante Mustaccia che aveva, nonostante i crampi, provato a rientrare per aiutare i suoi, simbolo di appartenenza a questa squadra, stringendo i denti sanvitese doc come il buon Mustaccia. Intanto però è 83 sul cronometro di gara, tutto ok per il numero 10 che si rialza, rimessa per il San Vito, così come avevamo anche anticipato prima. Bulades controlla sempre nella terra di nessuno, Romito Bulades che sta facendo una grande gara, da un suo tiro è partito il tap-in vincente di Garcia che sta decidendo il match. Ancora una volta Bulades cercato da Lacommare, Partinico Audace che chiude ma non mantiene il possesso. Allora ancora San Vito che può far passare i secondi che stanno scorrendo inesorabilmente per il Partinico Audace, invece scorrono molto lentamente per Mister Colombo e per i suoi. Ancora Ndiaye
prova a correre largo a sinistra. Che partita sta facendo anche Ndiaye, che ne salta 2, ancora il 6, mette al centro, fermato. Ma che partita sta facendo anche Ndiaye. Ora rischia Alfano, lotta con Di Giorgio, il tacco poi al numero 19 che si piace, che ovviamente è anche efficace per il pallone che sta girando nella metà campo del Partinico Audace, ma deve andare oltre la linea. La formazione roverde ci prova adesso con questo cross messo al centro a cercare ancora una volta Mistretta. Rusconi può controllare e soprattutto può perdere ancora una volta tutto il tempo che vuole. Alessio Rusconi, anche un po' per farlo innervosire il Partinico Audace. Ultimo tocco qui di Martignetti, deve fare gli straordinari Zerillo e mantenerlo in campo. Macaluso prova a fare la sponda con la capoccia, pallone che arriva nuovamente però a Rusconi, che stavolta non rischia, controllo e presa, va direttamente con i guantoni e direttamente si mette a contare il signor Rossomando. Ancora una volta Rusconi, andare lontano, 86esimo sul cronometro di gara, manca sempre meno alla fine. San Vito che deve cercare di mantenere alta la concentrazione, Partinico Audace che deve sfruttare ogni piccola possibilità che gli si proporrà da qui fino alla fine della gara, per quantomeno trovare il punto in questa insidiosa trasferta di San Vito Lo Capo. Ancora Caronia, ha un'altra chance di inventare, si lamenta il pubblico di San Vito che vorrebbe un tocco con il braccio che non c'è però per il signor Rossomando. Gira palla a Streberger dalle parti mancine dove c'è Zerillo che può andare col cross al centro, tutti a vuoto, c'è in agguato Di Mercurio, ancora palla nero-verde però con Streberger che prova le giocate col mancino al centro americano, non trova nessuno, può insistere comunque Sanseverino. Piccolo bug nella difesa del San Vito Lo Capo, stava per approfittarne Di Mercurio. Ancora Sanseverino con la scodella al centro dall'area, viene messo fuori un'altra volta questo pallone dal San Vito. Insiste il Partinico Audace, una serie adesso da parte dei neroverdi per trovare il pareggio e magari sperare, se Rusconi verrà battuto a breve, anche magari in un incredibile rimonta completa. Ma intanto l'obiettivo della squadra di mister Pensabene è quello di strappare almeno il punto al San Vito, magari si è messa male perché non può finire peggio. Sanseverino, ancora le giocate al numero 4 che permette un altro pallone al centro, aveva chiamato Rusconi ma va lontano comunque il San Vito e poi Sadotti appoggia a Issa, in qualche modo riesce ad andarsene un'altra volta la formazione di casa con Di Giorgio che lotta sempre come un leone lì a centrocampo, ma lotta anche Caronia che riprende palla e Sanseverino la gestisce. Streberger ha spazio, può andare a sinistra ancora una volta dove c'è Zerillo, sempre lui, pallone buono per le invenzioni di Macaluso, atterrato in aria, non c'è niente. C'è a terra un giocatore del San Vito, due giocatori del San Vito sono a terra in dei crampi, uno è Sadotti, l'altro mi sembra Di Giorgio che aveva ricevuto prima un colpo. C'è un cambio chiamato dal San Vito e mi sa anche al Partinico Audace. 88esimo in corso, ancora pausa qui al Comunale. Aspettiamo ancora che il gioco riprenda, si rialza Sadotti, si rialza anche Di Giorgio, viene chiamato adesso all'attenzione del signor Rossomando. Raimondi ce l'ha con tutti nel frattempo, lo vedete anche a sinistra del vostro schermo. 2 cambi per il San Vito, uno vede protagonista proprio Sadotti. All'89esimo al suo posto entra Foscari. E invece chi esce mi sa Bulades, perché regala la fascia a Mustaccia e quindi esce il capitano. Gli applausi per Bulades, ritornato a San Vito proprio nel corso del mese di ottobre.
entrato Foscari al posto di Sadotti, adesso entra anche Tarantino al posto di Capitan Bulades nel San Vito. È uscito Caronia nel frattempo nel Partinico Audace, vediamo solamente dopo al posto di chi? Per scudellare il signor Rossomando questo pallone che viene riconsegnato a Rusconi. Prende adesso il portiere del San Vito, si va verso un recupero importante, 10 secondi alla fine del 90esimo. 5 minuti di recupero probabilmente alla fine. Lotta Foscari, ma riprende palla Streberger, pallone a sinistra dove deve uscire Rusconi e lo fa con i tempi giusti. Ottima ripresa del pallone da parte del portiere del San Vito Lo Capo, che adesso potrebbe servire a sinistra un liberissimo Ndiaye, infatti quello è il copione. 5 di recupero alla fine, già uno sta per terminare. 5 minuti chiamati quindi dal signor Rossomando in questo finale. Sanseverino deve andare lontano, ormai devono saltare tutti gli schemi per il Partinico Audace. Raimondi infatti si trova praticamente fisso nella metà campo avversaria a cercare di spizzare qualche pallone che arriverà in aria, ci proverà a metterlo dentro Sanseverino, lo scambia ancora lì con Mistretta che prova a girarsi, il sinistro del 20 viene ribattuto. Gli applausi della platea sanvitese per i suoi che stanno facendo una grande partita, un grande secondo tempo. Però le giocate ancora una volta di Mercurio, vince il rimpallo, cross messa al centro dove c'è Raimondi che farà sponda. Esce ancora una volta il San Vito, poi lotta lì a sinistra che si perpetua, c'è un fallo. Ancora Alfano a farsi vedere particolarmente in auge in questa azione. È rimasto a terra nel frattempo Cieffo. Lo scontro con Raimondi in occasione della sponda provata, tentata dal capitano per Mistretta. Lo staff medico del San Vito però non vuole sapere di entrare in campo. Adesso viene richiamato dal signor Rossomando. Sono finiti i primi 2 minuti di recupero sui 5 concessi, ma credo che si andrà oltre il semplice 95esimo. Tempo, segnaliamo che al posto di Caroniere è entrato Davide Marino con la 14 nel Partinico Audace. Siamo ormai alla metà del recupero inizialmente concesso, poi sta a vedere ovviamente quanto si giocherà ancora qui al Comunale di San Vito. E 1-0 per il San Vito. Chiamano il cambio per Cieffo, evidentemente non ce la fa il numero 5, allora già pronto l'uomo a bordo campo per mister Colombo. Uscirà probabilmente dalla sua linea di fondo campo, cioè così è così, al suo posto pronto a entrare al 93esimo il numero 15 Conventi. Adesso cambi tutti finiti tra San Vito e Partinico Audace. Problema al ginocchio destro mi sembra per Cieffo. Qua lontano non è facilissimo intuirlo. Adesso calci punizione per il Partinico Audace. I neoverdi sono in area di rigore, momento che può cambiare la partita, che per ora recita 1-0 sul suo scoreboard.
cross che arriva al centro, tutti a vuoto, esce il San Vito, poi a vuoto anche Alfano nel tentativo di rimettere il pallone al centro. Prova a uscire la formazione di casa, non ci riesce, adesso sì con Touré. Esulta la platea, venuta qui al Comunale a tifare bianco-azzurro. Sanseverino deve battere, vicino a lui c'è Longo e lo fa. Ancora il 4 a rimettere al centro questo pallone. Si andrà oltre il 95esimo, oltre i 5 di recupero. La mantiene Conventi e quindi può andare Issa, che trova largo a destra Tarantino. Le nuove forze, i nuovi entrati del San Vito, con Tarantino che preferisce mantenere il pallone ma sbaglia e la deve spazzare fuori subito. L'altro non è entrato Foscari. 94-44, tutta la panchina del San Vito è in piedi, non si sa per quale motivo. Sta giocando il Partinico Audace, mancano 5 secondi alla fine, ma ovviamente si andrà oltre il 95esimo. C'è ancora spazio però per crederci per il Partinico Audace, con questo pallone che però viene prontamente sventato dalla difesa sanvitese. Ancora buono il rilancio di Tarantino. Longo non va subito a rilanciare, aspetta il portiere del Partinico, forse un po' troppo. Destro che arriva nell'altra parte del campo, ma riesce sempre Issa a dire di no. 95-30, ancora Sanseverino, ancora per il rilancio lungo a favorire l'uscita del San Vito. Ancora una volta solito tran, il Partinico prova il rilancio, il San Vito non riesce a lasciargli neanche un solo spazio. Qua Sanseverino probabilmente pure con un braccio controlla male e concede rimessa al San Vito, che era con tutta la calma di questo mondo. Issa andrà a battere, lo fa bene a cercare la corsa di Conventi, è entrato al posto di Cieffo poco fa, lui che è un attaccante, lui che deve mantenere questo possesso. Per il San Vito lo fa e arriva il triplice fischio. Impresa San Vito che ferma il più quotato Partinico Audace. Basta la zampata di Garzia al 55esimo. Qualcosa, più di qualcosa a rivedere per il Partinico Audace. Festa grande per il San Vito che fa 7 punti nelle ultime 3 gare, dove comunque ha messo a referto le sfide contro Don Carlo e Partinico Audace, oltre che Parnonval. Quindi tanto di cappello al San Vito Lo Capo, che porta a casa un'altra vittoria importante per il suo percorso in campionato. Partinico Audace che dovrà leccarsi le ferite nel corso di questa settimana. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui sul canale YouTube di Sport Isly, e alla prossima settimana con lo spettacolo dell'eccellenza. Ciao da Gabriele Rispetto.